associazioni e sindaci a ripulire il Piave ridotto a discarica anche dai turisti nei sacchi pieni di plastica, lattine, gomma e anche un canotto. Ennesima lite tra ragazzi nella Marca. Vittorio Veneto, un 22enne aggredito da una banda di giovani, ferito con un coltello. Pare che all'origine del litigio vi sia la disputa per una ragazza. Ricerche in tutto il Veneto per la ragazza di 18 anni scomparsa da 5 giorni. Si stava recando a scuola all'Istituto Lepido Rocco di Castelfranco, non è mai arrivata. Bloccati nella notte su un salto di roccia in Val Brenta, papà e figlia di Treviso salvati dal soccorso alpino provvidenziale L'Abbaiare della Cagnolina che ha guidato i soccorritori. 60enne colto da infarto mentre fa acquisti da MediaWorld Provvidenziale, il massaggio cardiaco eseguito dai clienti del negozio in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Pronti a raggiungerli anche con il camper, il direttore Francesco Benazzi è preoccupato per il numero esiguo di anziani e fragili che hanno fatto la quarta dose, intanto i contagi salgono. Continua a crescere il costo del carburante, caccia ai distributori più convenienti per risparmiare. Venerdì i consumatori scendono in piazza per la protesta delle pentole vuote. 14 polisportive premiate dal CONI, oggi in piazza Borsa, presente anche la politica, l'appello del presidente della polisportiva di Santabona avanti ai giovani volontari, stanno sparendo. TG Treviso, ben ritrovati. Partiamo con le immagini del Piave ridotto a discarica negli ultimi mesi e soprattutto anche a causa di turisti maleducati. Allora i sindaci insieme alle associazioni dei comuni della sinistra Piave oggi con Savno e Legambiente si sono trovati per ripulirlo. Guardate che cosa hanno trovato. Sul greto del fiume è stato trovato incastrato vicino alla sponda della Piave tra gli alberi del boschetto, sul tratto dove confluisce la Negrisia. C'era un canotto abbandonato da mesi, sotto il sole di giugno davanti ai bagnanti. La Piave, nella giornata mondiale dedicata all'ambiente, si scopre una discarica a cielo aperto. Decine di volontari hanno lavorato per ore questa mattina riempiendo sacchi neri di bottiglie di plastica, lattine, tubi di gomma. Tra i ritrovamenti anche questo canotto. Andremo con i nostri operai del comune a portarlo presso il nostro ecocentro qui della Savno e per fortuna ci sono stati i volontari stamattina a darci una mano anche per recuperarlo e riuscire a portarlo qui. Ponte di Piave, come altri 15 comuni del Piave, hanno accolto la sfida denominata PiaveNet per il secondo anno di fila, patrocinata da Savno e Legambiente. I sindaci insieme a cittadini e associazioni oggi hanno lavorato per restituire al fiume sacro alla patria un po' di dignità. Tanta plastica perché picnic abbandonano e poi, ripeto, quelle piene scendono anche a valle, anche dall'alto. E come effetto domino l'allarme si ripercuote anche sulla fauna. Cerchiamo di difenderci il meglio possibile, però questa mancanza d'acqua ci ha penalizzato la scarsa quantità d'acqua di quest'anno, che favorisce la presenza in questo caso dei cormorani per la distruzione, diciamo, dei pesci di piccola taglia che sono di facile preda per questi animali. Davvero queste giornate di sensibilizzazione ci aiutano a far capire che per tenere e tutelare il nostro territorio, ma soprattutto la Piave e la Negrisia nel nostro caso, ci serve il rispetto da parte di tutti, anche dei visitatori che passano nel nostro territorio. Tutti i fiumi dell'asta Piave, della sinistra Piave coinvolti, pulire oggi per restituire alle future generazioni un ambiente più pulito. Tutti i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione. L'obiettivo ora coinvolgere i comuni dalla sorgente alla foce. Venite, il Piave amatelo, rispettatelo, venite a campeggiare ma portate a casa i rifiuti. Non solo sporcizia ma anche siccità, come avete sentito. Il caso dei prelievi del Piave è finito a Roma, ora ci sono 2 anni di tempo per innovare i sistemi di irrigazione. Siamo riusciti a spostare l'entrata in vigore del deflusso ecologico, che è diverso dal deflusso minimo vitale, per altri 2 anni. Speriamo che in questi 2 anni la situazione cambi. Nel frattempo arriveranno i soldi del PNRR sugli investimenti per cambiare i metodi di irrigazione, passare dai vecchi metodi a canaletta che sprecano molto acqua ai sistemi goccia a goccia.
La salvaguardia del fiume e del suo ecosistema da una parte e la protezione delle colture cui la siccità sta togliendo l'ossigeno dall'altra. Nemmeno un mese fa il tema del prelievo è finito in Senato. La Marca porta a casa una deroga di 2 anni, tempo che servirà agli agricoltori per investire sui sistemi di irrigazione più all'avanguardia. Ma potrebbe non bastare. Dalla Marca a Roma è arrivata anche la richiesta di attingere al fondo di solidarietà per sostenere gli agricoltori che la siccità potrebbe mettere in ginocchio. Non il frumento, il grano turco, chi non ha gli impianti di irrigazione rischia veramente di perdere il raccolto. Sui vigneti devo dire sì, effettivamente la situazione è attenzionata, come si suol dire, ma per fortuna abbiamo quasi tutti gli impianti a goccia. Impianti a goccia che stanno salvando i vigneti, che restano comunque attenzionati. Stiamo vivendo un momento difficile, la crisi energetica dovuta alla mancanza di metano che ci arrivava dalla Russia, si punta sull'acqua, chiaro che o la utilizziamo per produrre energia elettrica o la utilizziamo per scopi alimentari, perché chiaramente poi alla fine va a alimentare le risorgive e anche gli acquedotti attingono da lì, o la utilizziamo per bagnare i campi. Siamo alla cronaca, ennesima lite tra ragazzi nella Marca. Siamo a Vittorio Veneto, un 22enne è stato aggredito da una banda di giovani e ferito con un coltello. Aggredito e ferito con un coltello da un gruppo di giovani alle 11:30 di sera nella centralissima piazza Medaglie d'Oro a Vittorio Veneto. Un ragazzo di 22 anni del posto si è presentato ai carabinieri denunciando quanto gli era accaduto poco prima. È venerdì sera, molti giovani sono in centro per trascorrere la calda serata in compagnia. All'improvviso, per futili motivi, è cominciata una lite tra il 22enne ed una banda di ragazzi. Le motivazioni sembrano sia di frequentazioni di ragazze, gelosie di questo tipo. Rivalità per una ragazza dunque pare all'origine della lite. Non si sa se i contendenti si fossero dati appuntamento in piazza o si siano trovati lì per caso. Fatto sta che sono volati pugni, schiaffi, lanciati oggetti contundenti fino a quando qualcuno ha preso un coltello con il quale il 22enne è stato colpito al braccio. Recatosi al pronto soccorso dell'ospedale di Vittorio Veneto, il giovane è stato medicato e dimesso con una prognosi di 20 giorni per la ferita al braccio e varie contusioni al volto. Su questo ennesimo episodio di violenza tra giovani stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto. Non è la prima volta che succede un fatto analogo con altre persone, però un po' più giovani l'altra volta, questa volta hanno qualche anno in più rispetto ai primi, e la motivazione risulta sempre essere frequentazioni di ragazze, gelosie, cose del genere, ecco. Quell'area del centro città, siamo proprio dietro il municipio e a fianco delle poste, è provvista di telecamere di videosorveglianza e proprio dall'analisi delle immagini potrebbero arrivare indicazioni utili per capire l'accaduto ed identificare gli aggressori. Ora San Biagio di Callalta, attimi di paura nel tardo pomeriggio nel negozio da Media World. Un uomo di 60 anni è stato colto da infarto mentre si trovava all'interno dell'ipermercato. Subito soccorso da alcuni clienti che gli hanno praticato il massaggio cardiaco nell'attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 che sono arrivati immediatamente con l'elicottero che ha atterrato sul piazzale. I sanitari hanno così potuto proseguire il massaggio cardiaco già iniziato da alcuni clienti. L'uomo è stato salvato e stabilizzato, si trova ora in pronto soccorso, in osservazione. E sono state attivate in tutto il Veneto le ricerche della ragazza scomparsa, una 18enne da 5 giorni la si cerca, scomparsa mentre stava andando a scuola. L'ultima volta è stata vista martedì scorso in un bar a Castelfranco, poi di lei si sono perse le tracce. C'è grande apprensione per la scomparsa di Basma Afzal, 18 anni, residente a Galliera Veneta, al confine tra le province di Padova e Treviso. La ragazza, di origini pakistane, frequenta l'istituto professionale Lepido Rocco di Castelfranco e proprio per andare a scuola era uscita di casa la mattina del 31 maggio. Ma a scuola non è mai arrivata. La famiglia ha presentato denuncia ai carabinieri. Il cugino ha lanciato un appello sui social invitando chi avesse notizie della giovane a chiamare il 112. Basma, al momento della scomparsa, indossava una maglietta nera con una riga bianca, scarpe alte bianche e sulle spalle uno zainetto. Le prefetture di Padova e Treviso hanno fatto scattare il protocollo per le persone scomparse. Anche il comune di Castelfranco è stato allertato. Ho attivato anche
l'azienda di trasporti MOM, sembra che l'ultima volta che è stata vista la ragazza era in prossimità della stazione degli autobus e stesse prendendo un autobus, e quindi sono coinvolti anche loro nelle ricerche di questa persona che è scomparsa. Mi auguro che venga trovata presto. Ancora cronaca, bloccati su un salto di roccia, padre e figlia di Treviso sono stati salvati dagli uomini del soccorso alpino. È accaduto la scorsa notte a Calà del Sasso nel Vicentino. I due, papà 52enne e figlia di 13 anni, scesi lungo il rinomato percorso dei 4.444 scalini. Al momento di percorrere a ritroso l'itinerario hanno seguito una traccia laterale, forse pensando ad una scorciatoia. Finché sopraggiunta l'oscurità non sono più stati in grado di proseguire, bloccati su un salto di roccia. Per fortuna la zona era coperta da segnale telefonico, il padre è riuscito a dare l'allarme, ma il recupero dei due escursionisti non è stato semplice. Hanno impegnato le squadre di soccorso di Asiago e della Pedemontana del Grappa fino all'1:30 di notte per riuscire ad individuarli. Provvidenziale è stato anche l'abbaiare della cagnolina che era con loro. Alla fine padre e figlia sono stati imbragati e calati per quasi 200 metri, infine riaccompagnati a Sasso alla loro auto. Ladri in ospedale ad Oderzo. Ieri sera il distributore di bevande calde all'interno del nosocomio è stato svaligiato da ignoti che sono fuggiti con i soldi rimasti all'interno della macchinetta. Nella serata di sabato i militari della tendenza di Oderzo hanno svolto un sopralluogo sul posto e avviato le indagini sull'episodio. La speranza è che le telecamere della zona possano aver ripreso i responsabili. Parliamo di sanità ora. Alloggi a canone agevolato, asilo per i figli. Sono questi i benefit dedicati al personale sanitario ai quali si sta lavorando a Castelfranco per far fronte alla carenza di medici. Mancano medici e personale sanitario, ma in particolare nell'area della Castellana mancano anche alloggi che offrano sistemazioni adeguate a medici ed infermieri che vengono da fuori. Il problema è stato affrontato in Consiglio Comunale a Castelfranco, consiglio al quale hanno partecipato anche il DG della Sanità Veneta Flor, la direttrice dello IOV Benini ed il direttore dell'ULS 2 Benazzi. Ebbene, proprio da Castelfranco potrebbe partire un progetto pilota che mette sul piatto alcune agevolazioni per attrarre professionisti che aiutino a rimpinguare gli organici all'osso. Benefit come appartamenti con canoni ridotti o asili per i figli. Il comune si è attivato con l'azienda per l'edilizia convenzionata per individuare degli alloggi da riservare ai sanitari. Lavorando in sinergia anche qui tra enti, secondo me possiamo produrre un modello virtuoso e attrattivo. Cosa significherà? Che avremo meno difficoltà a trovare medici infermieri probabilmente, avremo un'azienda che mette a reddito alcuni immobili, avremo anche la possibilità di fare una convenzione tramite l'IPAB che si occupa dell'infanzia per la gestione di eventuali bambini di chi viene a lavorare a Castelfranco Veneto, sempre a tariffe magari agevolate. Un'idea sulla quale cominceremo a confrontarci sotto il profilo amministrativo la settimana prossima e speriamo si traduca in realtà. Torniamo ad occuparci di Covid. Soltanto il 6,9% di anziani over 80 e fragili ha fatto la quarta dose. Oggi è arrivato l'appello da parte dell'ULS 2. Nuova impennata di contagi nel fine settimana. Nella Marca trevigiana sono 234 i positivi in più rispetto a ieri, ma erano 448 nel bollettino diffuso da Azienda Zero soltanto nel giorno della festa della Repubblica. Una crescita, seppur lenta, che va di pari passo con l'allentamento delle restrizioni iniziato già a partire dal 1° di giugno. Dall'ULS 2 arriva l'appello a fragili ed anziani a fare la quarta dose di vaccino, a fronte di una percentuale di inoculazioni che per questa categoria è ancora troppo bassa, non arriva al 7%. Oggi la quarta dose la fanno in pochi, purtroppo, che sarebbero le persone più fragili. Abbiamo solo il 6,9% di persone che lo fanno. I fragili, gli over 80 fragili e le persone che hanno patologie importanti riconosciute, tipo patologie ematologiche, oncologiche, eccetera, devono fare la quarta dose. La quarta dose li protegge e non andranno in ospedale. Ecco, questa è l'unica vera preoccupazione. Sul resto sono decisamente tranquilli. Nella Marca la copertura con la doppia dose arriva invece al 94,4%. L'offerta della quarta dose, utile per alzare il livello anticorpale, però non è stata colta. Ed è il direttore del servizio Igiene e Sanità Pubblica a spiegare perché è importante farla. Noi non abbiamo ancora capito completamente questa malattia. Se l'avessimo capita potremmo anche comportarci di conseguenza. In realtà non l'abbiamo ancora capita. Rappresenta dei lati oscuri e per cui
tutte le possibili misure che si possono essere messe in atto per prevenirla devono essere attuate. Il direttore Benazzi si è detto ancora pronto a rinnovare l'accordo con i sindaci e raggiungere anche con il servizio camper chi volesse la quarta dose. Se c'è qualche realtà che ci dice noi abbiamo un gruppo di over 80, abbiamo un gruppo di... Noi ci spostiamo col camper, di sabato e la domenica, non abbiamo problemi, l'abbiamo fatto. L'importante è che la gente che è a rischio si vaccini. Benzina verde alle stelle in questi giorni ha toccato la soglia dei 2 euro e così è caccia anche nella marca al distributore più conveniente. Dicono che ci sono le scorte, che no, come funziona? Le scorte dovrebbero sopperire a quello che è attualmente e poi alla fine la benzina è sempre alta. Vengo qui perché costa meno. Caccia al distributore meno caro. Questo è quello che succede quando, nonostante il taglio delle accise ci sia stato, il prezzo alla pompa rimane ancora troppo alto, arrivando quasi a toccare per la benzina verde i 2 euro al litro. Un bene di prima necessità, il carburante, e così le famiglie sono costrette a tagliare altre voci di spesa. Si va al lavoro e quindi bisogna correre con la macchina. Il problema è quello lì. Si alza ancora di più. Cosa dire? Avevano detto che bloccavano i prezzi, ma questo non si è verificato sinceramente, almeno per quanto mi riguarda. Fortunatamente è una macchinetta piccola che consuma poco, però comunque dobbiamo andare in giro, dobbiamo fare la spesa, dobbiamo andare a lavorare soprattutto. Si evita e fa di sprechi, ma se no il resto bisogna sempre... Dove che serve dobbiamo andare. Perché qua abbiamo... destra e sinistra per sempre ancora. Io oggi sono andato a Mestre, ho fatto anche un pezzo di Romea, diciamo che ho guardato tutti i distributori possibili e immaginabili che avessero il prezzo di questo, perché la mattina sono passato e questo aveva un buon prezzo. Allora ho detto, beh, casomai andando verso Ravenna lì invece sono tutti a prezzo altissimo. E allora ho deciso di venire qui. Scegliamo i benzinai per forza, perché sennò è troppo cara il gasolio adesso è diventato. È una cosa esagerata proprio. I benzinai insomma si scelgono. Tra i consumatori i malumori sono evidenti, soprattutto nei confronti della politica intervenuta con scelte tampone senza optare per interventi più strutturali, mettendo ad esempio un tetto alle compagnie. La scusa della guerra è una grande affandonia perché i prezzi sono stati aumentati prima o no? Dicono che diminuiscono le accise ma non le tolgono e di conseguenza è tutto un giro che comunque paghiamo sempre noi. Lo Stato sembra che faccia qualcosa e non fa assolutamente niente. Danno la colpa all'Ucraina, danno colpa di qua, di là, però le cose non le risolvono. E contro l'aumento invece dell'energia scenderanno in piazza i consumatori in una protesta il 10 di giugno. Partiranno anche da Treviso venerdì prossimo i rappresentanti delle associazioni dei consumatori armati di pentole per protestare contro il caro vita per la mobilitazione nazionale denominata Pentole Vuote. Ad accogliere i consumatori veneti sarà la piazza di Vicenza. Noi consegneremo un documento al prefetto di Vicenza con il quale formuliamo quelle che sono le nostre richieste e non proposte, perché il rischio di trovarsi con le pentole vuote c'è. Nel momento in cui tutto ciò che viene venduto, comprato e cucinato ha un costo notevolmente aumentato in funzione di quelli che sono gli aumenti dei costi dell'energia. I rincari alle stelle d'energia e carburanti si ripercuotono a cascata su tutte le filiere, dall'agroalimentare all'edilizia alle auto, e per famiglie e imprese tutto è diventato più costoso. A farne le spese sono soprattutto le fasce deboli della popolazione ed in questa direzione vanno le richieste delle associazioni dei consumatori, dal liberare il prezzo dell'energia dalle speculazioni e volatilità dei mercati al non applicare l'IVA sulle accise sui carburanti, fino ad una riforma complessiva del settore energia e gas. Noi chiediamo che prima di mettere in piedi un'azienda ci sia un capitale serio e sicuro. Noi chiediamo che prima di distaccare la corrente ci sia una procedura nella quale siamo anche noi coinvolti, in particolare per quanto riguarda le morosità incolpevoli. E chiediamo anche che vengano creati dei fondi per aiutare le persone che non ce la fanno da un punto di vista economico ad avere case più efficienti da un punto di vista energetico. Pochi secondi di pubblicità, ci vediamo tra poco.